Amici bellini, prima di tutto, è notte e stiamo usando il nuovo setup, quindi speriamo che va tutto bene. Si esagera troppo, si esagera sempre, è un miracolo quello che ha fatto Spalletti in questa piazza, è qualcosa di incredibile. Abbiamo gli screenshot, non dobbiamo fare l'analisi della partita senza farci influenzare dalla rabbia della Coppa Italia. Cominciamo. I rumori. Allora, nel dare il benvenuto a Paolo Carloni e a tutti i nuovi iscritti che magari sono arrivati dopo la reaction mia disperata, benvenuti, però calma, nel senso che una cosa è la reaction della partita e una cosa è l'analisi che a noi piace tantissimo e nella nostra community noi siamo sempre un po' più moderati ed è bello perché poi quando ti affacci negli altri social vedi delle cose, leggi delle cose che non... cioè Conte se ne deve già andare, proprio fallimentare tutto, Kvara non serve, anzi è meglio venderlo così, lo bot, insomma è una esagerazione totale. Voi invece lasciate il like per una community che mi aiuta anche tecnicamente. Dedico questo video ad Ale che mi ha dato una mano nel brainstorming, ma senza indugio ci possiamo spostare. Partiamo da qua, cioè dal calcio d'inizio dove si vede che finalmente, almeno è chiaro, poi piaccia o meno, il Napoli gioca 4-3-3. Ed è importante dirlo, perché fino per un periodo siamo stati ibridi con Politano quinto, e invece no, è proprio un 4-3-3. Politano era su Tavares, quindi deve fare la fase difensiva, ma non parte terzino, fase difensiva che fa anche Kvara, e lo dobbiamo dire. Quindi le due ali d'attacco danno una mano alla difesa, ma stiamo effettivamente 4-3 con McTominay che è andato più basso, quindi si capiscono bene anche gli accoppiamenti. La Lazio con il 4-2-3-1 e quindi gli accoppiamenti sono presto dei. Una certezza che abbiamo con il Napoli di Conte è che il Napoli parte quasi sempre forte sull'acceleratore, vuole segnare, parte per segnare, quindi non parte per difendersi, almeno questo è l'andazzo finora, e la catena di destra funziona con tante sovrapposizioni, con tanti scambi, con tanti triangoli, mentre quella di sinistra è un po' lasciata all'estero di Kvara, che ha meno aiuto da parte di McTominay perché McTominay va dentro, e infatti anche in questo caso McTominay sta lì, posizione perfetta per lui, che va a prendere lo scarico di Politano. Tra Politano e Di Lorenzo si alternano di continuo e qua la palla verrà bloccata da Hila. Però tanti uomini in aria, c'è Lukaku, c'è Kvara, c'è Olivera, che vedete qui, e non visti restano più in copertura Anghissà, Lobotka e i due centrali. Un rischio nel primo tempo lo corriamo, è sempre Isaksen che fa partire questo sinistro che Meret para molto bene. In questo caso finisce in marcatura Buongiorno perché Olivera era andato a staccare di testa, quindi Buongiorno scala e va a tentare il contrasto con Isaksen, che si libera di Buongiorno anche con una manata in faccia, cosa non vista da nessuno. Il tiro viene poi parato da Meret. Su Meret noi stiamo facendo delle analisi molto approfondite, anche con l'aiuto di Guido, e quello che stiamo notando è che Meret non esplode molto spesso il salto. Amalia è una donna. Lo vedo. No, di che è una donna, Amalia. Si vede, E allora no? occupa il suo posto. Quello che si vede anche dagli screenshot è che resta un po' piantato a terra, poi è lungo, è alto, Meret quindi molto spesso arriva a fare la parata. Questa era la parata che doveva fare, non doveva spingere più di così, la allunga bene fuori. Però il piede non parte. Non parte il corpo di Meret dal piede, la spinta, e questo si vedrà purtroppo nel gol di Isaksen. Comunque questa non parata, secondo me, difficile, ma parata buona. Questo è un momento, insomma, il momento simulazione che a me interessa moltissimo, Valentina me lo segnalava, e qua tocca la spalla Guendouzi, e qualcuno protesta anche per un colpo di mano che non c'è. Guendouzi però distinto si mette le mani in faccia, cioè la palla gli arriva sulla spalla, lui subito mani in faccia, si rotola, poi si rende conto, dice no ma io l'ho preso con la spalla, quindi si rialzerà subito e cercherà di andare in contrasto. Per quanto riguarda tutte le situazioni arbitrali, io vi rimando semplicemente alla reaction, non ve le devo far rivedere, le ho descritte una per una, tutti gli errori che ha fatto l'arbitro per il Napoli e per la Lazio,
perché è stato un disastro totale, completo, da tutte e due le parti. Falli di mani non chiamati, sia a Rachmani che a loro, falli al contrario, insomma, male, veramente molto male, anche per maloso, il signor Piccione. E infatti dopo mezzo secondo vedete che si rialza subito e cerca di contrastare, qua chissà, proverà questa girata, vale come tiro in porta, ma insomma non difficile da parare. Altra situazione che sottolineo positivamente, cioè che il Napoli vede continua a riempire l'area con parecchi uomini, questo è sempre Olivera che almeno questo ce lo dà, poi ci sono altre problematiche, però con Kvara, Olivera, Lukaku e McTominay sempre in questa zona qua, e qua purtroppo Di Lorenzo tenta il rasoterra verso Lukaku, quando in realtà se avesse scaricato dietro in questa zona era completamente libero, non lo hanno fermato qua McTominay per la seconda volta. Kvara sarà pure il problema del Napoli, intanto si prende il pallone, si prende un fallo, poi si prende il pallone, se ne prende un altro circondato da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi gli fanno il fallo a sandwich, prima lo prende Guendouzi, poi gli fanno il body check, insomma lo picchiano per tutta la partita. I falli sono stati chiamati, sotto questo punto di vista sì, però dire che Kvara non sta giocando bene io veramente non me la sento, ognuno è libero di pensarla come vuole. Noi di notte abbassiamo i toni, li abbassiamo sempre di più, ci guardiamo nell'anima, però non dite stronza. E il calcio di punizione poi tirato da Kvara finisce veramente vicinissimo al palo, la fa girare molto bene, io adesso provo a disegnarlo, più o meno è andata così. Peccato. Da qui si vede anche meglio quanto vicino al palo è andato. E si vede anche, signori, i piedi di Provedel. Questa è una cosa che si può chiedere a Meret. Quando Meret non spinge, io intendo questo, cioè quando spingi devi volare. Provedel vola. Probabilmente ci sarebbe arrivato se la palla fosse stata nello specchio, non lo sappiamo, però vola, bella distanza dal terreno. Secondo tempo si apre con questo tiro tremendo, vedete trema anche la telecamera, tiro pazzesco di Delebashiru che esplode il destro dritto per dritto, va a salire, non va a scendere, e per fortuna attraversa piena. E qua che volevi volare, qua è anche volato qua, Meret, però questa era imprendibile. E avremmo parlato di incolpevolezza, anche se la distanza era ragguardevole. Tanti calci d'angolo per il Napoli, battuti più o meno alla stessa maniera. Il Napoli fa questo intruppo di uomini qui, evidentemente si sono studiati il modo di difendere della Lazio, perché queste cose non si lasciano al caso, e abbiamo notato il Lobotka che fa sempre parte da questa situazione, fa sempre questa mezzaluna a portar via Isaksen, che sta lì a fare insomma il primo uomo in linea di passaggio. In questo caso la palla di Kvara è buona e Anghissà schiaccia a terra e il pallone rimbalza sull'esterno del palo, quindi due legni molto diversi, ma pareggiamo i legni. Dopodiché la situazione che porta al gol è purtroppo il famoso Neres, è stato molto criticato, ci dobbiamo andare piano anche qui. Quello che in molti hanno detto è che qui avrebbe potuto passare la palla a Di Lorenzo invece di tentare il dribbling e andare alla conclusione, ne aveva tentati anche altri. Ma io torno un attimo indietro. Prima di tutto tenete presente, Olivera sta là. E il fatto che Olivera sta là è una delle cose che ci piace, perché bisogna riempire l'aria. Quindi con coraggio il Napoli stava provando a vincerla. Anche il cambio Politano-Neres è un cambio quasi che ci sorprende, perché la volevamo vincere. Sottolineiamolo, altrimenti diciamo sempre che, tornando indietro di pochissimi secondi, per me è qui che Neres deve premiare Di Lorenzo, cosa che Politano, che non ha la tecnica di Neres, che non ha il fisico di Neres, nemmeno la resistenza di Neres, Politano fa. Politano premia in continuazione le sovrapposizioni di Di Lorenzo, interne od esterne, e Di Lorenzo fa lo stesso. In questo caso Di Lorenzo detta il passaggio inserendosi alle spalle di Tavares, e qui Neres avrebbe dovuto fare il passaggino semplice. Per me qua l'errore non è dopo, però una volta perso palla lì ci sono delle pezze che si possono mettere. Prima pezza Rachmani un po' troppo distante da Noslin che viene incontro al pallone, non riesce a contrastarlo, squadra un po' scollata, si deve dire qua. Sono in rincorsa tutti i centrocampisti, stanno tornando. Buongiorno e Rachmani che sono così staccati, tutta questa zona
non benissimo. Noslin fa un controllo, si gira su se stesso, resiste a una carica di Lobotka, e questa è l'altra pezza che andava messa. Lobotka devi fare fallo. Lobotka nella sua pulizia molto spesso riesce a intervenire e a conquistare il pallone senza far fallo. Qua devi fare fallo, perché devi sentire che sta succedendo questo 1 contro 1, dove Olivera è bravo a partire in rincorsa e a non lasciare Isaksen. Però qua, se Lobotka fa fallo, a centrocampo, l'azione è finita. Poi sul lancio di Nosley, Olivera avrebbe potuto intervenire e anticipare, perché era in vantaggio. Il pallone qua rimbalza, fa un rimbalzino qui, poi va a superarlo in questa zona. Secondo me non calcola bene il rimbalzo, o comunque campo bagnato, magari è scivolato. Insomma, qua è questione pure di centimetri, dobbiamo tenerlo sempre presente. Però purtroppo la palla passa. Ma tornando agli screenshot, è quello che vi dicevo: Meret non parte, non vola, spinge ma resta attaccato al terreno. Il pallone è sì deviato da Olivera leggermente, ma finirà in questa zona della rete, quindi non proprio 7 nell'angolino alto. Insomma, il salto di Provedel che vi ho fatto vedere prima, anche se sono due azioni differenti, Meret è rasoterra, purtroppo. E poi passiamo alle cose che non si vedono negli highlights, e cioè quando Olivera segue Isaksen e Marusic va in avanti, questa è Kvara. Vi dovete semplicemente fidare. È Kvara. Fase difensiva. In fase di possesso il Napoli è un po' leggibile, perché l'abbiamo imparata questa cosa qui. All'epoca di Spalletti cercavano di bloccarci prendendo a uomo Lobotka, non lo fanno nemmeno più, ma gli scarichi poi sono tutti leggibili, perché c'è Buongiorno qui, Rachmani qui, le due mezze ali e poi i due terzini, c'è Di Lorenzo e c'è Olivera dietro di me. Restano più larghi Politano e Kvara, quindi è una costruzione che oramai, se abbiamo imparato a conoscerla noi, la conoscono anche gli avversari. Anto? Qua è dove mi sono arrabbiato di più. McTominay assolutamente libero, e qua Politano preferisce darla rasoterra a Lukaku. Passaggio col destro o anche con una trivela, difficile magari tecnicamente, però il concetto, l'idea, la lettura doveva essere secondo me quella. Kvara sarà pure il problema del Napoli, ma trova un passaggio delizioso per McTominay. Stanno cominciando a conoscersi, però McTominay non scambia da vicino, andrà sempre dentro, quindi Kvara deve fare un lavoro diverso. Ma vedi, con l'aiuto anche di Olivera si creano delle linee di passaggio, e purtroppo qui non c'è la lucidità da parte di McTominay di cercare di servire Lukaku o in profondità, o così farà un passo in più e verrà poi contrastato da Romagnoli, che si infortunerà anche. Però controllo non pulitissimo di McTominay, non ha fatto una partita straordinaria. Qua invece bella palla di Lorenzo per l'inserimento di Anghissà, che non sempre li fa, ma quando li fa sorprende gli avversari, e lì manca McTominay perché contiamo Lukaku, contiamo Olivera, contiamo Kvara, e Raspadori sta laggiù, purtroppo. Tant'è vero che Anghissà ci arriva, la mette anche in mezzo rasoterra, ma la prende Guendouzi, perché in questa zona è proprio dove dovrebbe arrivare Raspadori e dove spesso è arrivato McTominay. Altra palla semplice ma deliziosa di Kvara tra due uomini per servire McTominay sulla corsa, e qua McTominay fa la scelta giusta di servire Lukaku, che gli detta il passaggio, ma verrà un po' troppo forte. Lukaku non ci arriva, magari Lukaku è lento, ma lo interviene Provedel e quindi l'azione sfuma. Però l'idea qua era giusta. Mi piace farvi vedere l'attack momentum del Napoli che c'è, il Napoli che ha creato qualcosina di più, Lazio cinica. Ora, se però il Napoli vince 1-0 tutte le partite, mi si parla di Cortobuso che ammazza, eccetera, eccetera. Invece la Lazio, brava la Lazio, è cinica, e dobbiamo essere obiettivi, Kvara sarà il problema del Napoli. Io mi riservo qualche dubbio, onestamente. Interessanti le posizioni medie, che ci confermano che Politano non sta facendo più il terzino, e che anzi, se vai a vedere la hitmap di Kvara, va più in fase difensiva lui. Per il resto è tutto molto chiaro, con McTominay che sta un po' più indietro e che corre sempre tanto. La Lazio è stata più brava nei dribbling, dobbiamo fare più falli, e tutto questo mi porta a dire che Tossei a Meret, che la parata la fa nel primo tempo, non la fa nel secondo, però gli devi chiedere sempre un tiro, una parata decisiva, mi sembra esagerato, però
l'analisi, non Colpe è il migliore in assoluto, no, l'analisi. Nell'analisi poi non è che si boccia 3 Meret, mi sembra eccessivo, 6. Se volete 5,5, ma altri non di me. Di Lorenzo per me 6, perché comunque sviluppa con Politano e si creano dei presupposti. Non la partita perfetta di Rachmani, si prende anche un giallo stupido, forse troppo severo. 5,5 per lui, 5,5 per Buongiorno, che qualche pezza in più ce la mette, però il loro posizionamento nel gol troppo bassi, quindi 5,5 per entrambi e purtroppo 5 per Oliver, che insomma era l'ultimo baluardo insieme a Meret che avrebbe potuto e dovuto metterci una pezza. Però io non dimentico che Lobotka si perde anche delle Bashiru sulla traversa e quindi 5,5 a Lobotka, che il non fallo più una serie di cose fatte bene portano al 5,5, 6 per Anghissà e 5,5 per McTominay, che non era ispiratissimo, che però come movimenti l'occasione nel primo tempo comunque l'ha avuta, sempre fondamentale. 6 per Politano, perché non incide tanto, però quello che combina con Di Lorenzo è sempre più pericoloso di quello che succede sulla fascia sinistra dove Kvara invece raggiunge il 6 da solo. Politano raggiunge il 6 in combinazione con Di Lorenzo, Kvara raggiunge il 6 da solo. Suonerei la campanella, ma non posso perché mia moglie dorme. E a Lukaku 5 perché ne tocca poche, quindi non è tutta colpa sua, non è 4. Ne arrivano pochi di palloni, quelli che tocca non sempre sono toccati bene, e questo è. Ragioniamo sul fatto che Osimhen si è infortunato di nuovo, quindi ognuno ha le sue croci, così almeno non dobbiamo rimpiangere Osimhen, che comunque se ne voleva andare, si infortuna sempre. 5 a Conte, non tanto per il piano gara, ma per il fatto che dopo il gol non sono arrivati i cambi subito. Abbiamo aspettato l'82esimo per togliere Lobotka e McTominay e per mettere Gilmour e Raspadori, che sono due corrispettivi semplicemente più bassi, e purtroppo Raspadori non è andato a fare proprio il sottopunta, la punta come dovrebbe essere anche nelle sue corde. Ha fatto la mezzala e ha fatto la zona McTominay, e quindi senza però le caratteristiche di attacco alla porta di McTominay. Non voglio dare voto a quelli che entrano così tardi, come non darò voto a Neres che entra qui e che ci prova, e per carità dare voto a Simeone e a Foloruncio che entrano al 92esimo, ed è lì che io poi non posso sopportare con sostituzioni del genere da parte di Conte. Questo però non significa Conte out, significa lasciamolo lavorare, e se ci sono dei margini di miglioramento serve un po' di tempo. Non avevamo vinto lo scudetto prima, non siamo usciti dalla zona Champions adesso, non facciamoci prendere dallo sconforto, la classifica è comunque buona e abbiamo un calendario da concludere, il girone d'andata da concludere bene, e si può fare assolutamente. Si deve creare di più, si deve sviluppare meglio, e cerchiamo di non essere isterici, perché non aiuta il tutto l'ambiente. Se siamo isterici con dobbiamo vincere per forza, dai, perché così va a finire che si creano le pressioni così, oppure non arriveremo mai, è tremendo, via, cacciatelo subito. È peggio, perché poi si perdono certezze, eccetera, eccetera. Un po' di equilibrio credo che faccia piacere a Conte, farebbe piacere alla squadra, farebbe piacere anche a me, che oramai avrò una partita a settimana da fare le analisi, quindi dobbiamo abbracciarci questa croce di una stagione misera e miserevole, dove però dobbiamo portarci a casa il meglio di un primo anno. Il mercato è stato fatto per migliorare i disastri dell'anno scorso, ma non tutti sono super performanti, Spero che il video sia riuscito bene, forse un po' di lentezza, un po' esagerato, troppi dispositivi tutti collegati insieme, voglio vedere se regge, e adesso poi organizziamo meglio anche la prossima live, state tuned perché potrebbero uscire delle live infrasettimanali, non lo so, quindi cliccate sulla campanella se non siete ancora iscritti, c'è il canale Telegram in descrizione, devo fare il gaming, c'è Olli e Benji, quindi pure il gaming dovete seguire. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Si vede bene, si sente bene, anche se è notte, fatemi sapere.